La mia lingua. 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 È la lingua corsa un arnese di comunicazione per me. Quando è che voi avete imparato a fare la corsa? L'ho imparata a campere, cioè a dire come lo si campa. Poi dopo l'ho imparata ad imparare, cioè a dire quando ho avuto coscienza di ciò che lo rappresentava, della sua importanza, o di ciò che la mi poria aiutare. So aveva più di 45 anni, l'ho imparato ad imparare tutto il tempo, perché stimo che, come tutto il resto, per avanzare ci vuole fare attenzione, mica a restare a un tale livello, un tale momento, se no si rincula e si perde il corso come il resto. Quando la dublate a lingua corsa? Professionalmente, quando la tematica è quella di l'emissione che sono in corso, tanto ben inteso, si impara tutto il tempo. O tanto che è possibile tutto il tempo, secondo quale motivo, quale lo si riscorre, o altrimenti la vita riceremo di tutto il tempo, come la bene, quando la bene, è bene sovente, bene anche assai, dicerei quasi sempre. Ma non penso mica che lo sia un difetto, non impararla mica sempre, basta, quando la si impara, impararla bene. Chi rappresenta per voi a lingua corsa? Ciò che la rappresenta oggi è, dicerei allo stesso tempo, su solco e sa fondazione di tutta ciò che è la riflessione che mi ha permesso come essere a differenti età per la vita che è mia e che sono state queste chiavi di concepire anche in corso, perché penso di aver concepito e di continuare a concepire o tanto un corso che francese, penso d'altronde che non c'è mica più importanza, per me almeno, d'una per rapporto all'altra delle sue lingue, perché parto dal principio io che sono serie che costituiscono esattamente tutto ciò che è il fondamento e l'andatura di una riflessione, di un pensamento, infatti di ciò che uso, senza che ci sia bisogno da soprananne una per rapporto all'altro. Il tempo passato, il presente, dice io spero con della bene. Come dite la bene di a lingua corsa? Son chiede allo stesso tempo, penso che sia ante ci trova un certo interesse, un interesse certo, un po' che per pretesa parlarlo. Se non lo parla mica, è decisione, i uti, tutto ciò che è pigliato in conto di ministeri, di prefetture, di merrie o altro, mi pare mica interessante. È il fatto che ogni persona, se l'età, ha voglia, ha volontà, ha brama, un interesse per suo parlato, per sa lingua, tanto, se lo parla, si parlerà.